Buona giornata, ben ritrovati con 7 in punto. Apriamo la nostra pagina informativa di Telepadova 7 Gold con l'approfondimento politico di queste settimane legate alle elezioni regionali in Veneto e conosciamo un'altra candidata quest'oggi, conosciamo soprattutto il mondo di noi moderati. Buongiorno con la dottoressa Caterina Sambugaro. Buongiorno a lei e grazie per l'invito, grazie. Ben trovata, l'occasione dunque innanzitutto per collocare la presenza di noi moderati politicamente, quindi a supporto di quale candidato, ma anche come spinta ideologica di programma soprattutto. Certo, allora se mi permette vorrei ringraziare l'onorevole Renzo Tondo che è stato l'ideatore di questo progetto politico in Veneto, l'onorevole Gelmini e Colucci che ci stanno accompagnando verso questa avventura. È importante dare delle coordinate proprio spaziali. Noi siamo il centro del centrodestra. Ci tengo molto a sottolinearlo perché non aderiamo a quella visione radicalizzata o populista, ma cerchiamo di mantenerci in uno spazio moderato, di buonsenso, che ha dei paradigmi sostanziali che sono la visione cristiano-liberale. Cristiana perché vorremmo riuscire a mettere in pratica quelli che sono gli insegnamenti proprio del Cristo nella quotidianità, cosa non semplice oggi. E liberale perché abbiamo una visione che guarda al merito, che guarda alla libertà di impresa, ma anche però che tenga in considerazione gli elementi di giustizia, di uguaglianza, perché la ricchezza, se deve essere etica. Ecco, questo è il nostro punto forte. Ci concentriamo sul proteggere il nucleo familiare, la famiglia, sostenerla, specialmente laddove ci sono delle difficoltà, quando la famiglia vive la disabilità di un familiare o di un bambino. Lì vorremmo veramente che dare un contributo forte perché si possa sostenere in questo senso il progetto di vita del bambino o della persona disabile. Purtroppo dal punto di vista legislativo c'è un'idiosincrasia, il progetto individuale abbiamo visto che si è impigliato e da in sostanza 25 anni non si riesce a portarlo a incarnazione ed è molto importante perché definisce una programmazione esistenziale dalla nascita all'anzianità e questo non avviene attualmente, ci sono una serie di decreti attuativi ma ancora questa cosa non avviene. C'è una sorta di sperimentazione in atto che però non tocca il Veneto e questo per noi sarebbe molto importante, cioè avviare questo dialogo tra comuni, ASL e scuola, perché ad oggi gli insegnanti, le porto un esempio, gli insegnanti compilano il piano individualizzato per i bambini, per i ragazzi, senza questi documenti che sembrano documenti fantasma. Ecco, quindi questo è uno dei punti importanti. Un punto che ha approfondito, ricordiamolo, con quello che è poi il suo lavoro di tutti i giorni, quindi ha sperimentato sul campo quello che mancava in qualche modo nel rapporto con la politica. Ecco, il suo rapporto con la politica invece comincia in tempi abbastanza recenti, lei è coordinatrice provinciale di Padova dallo scorso anno e ha un impegno invece in un comune della cintura padovana. Mi sono avvicinata alla lista civica Noi per Servazzano e da lì in questo innesto è nato questa collaborazione con l'avvocato Marco Destro, però poi è nata proprio la sezione padovana di Noi Moderati, con un gruppo anche che si sta radicando molto bene sul territorio. Un'esperienza con i civici che sta molto a cuore a Noi Moderati, perché dal civismo nascono delle idee straordinariamente importanti. A livello regionale che tipo di salto di qualità verrebbe fatto rispetto a quello che auspicate? Potendo applicare quelle che sono le vostre anche linee programmatiche nel risolvere questi problemi. Sotto molti aspetti, nell'ambito scolastico per esempio vorremmo molto che si potesse ampliare l'autonomia scolastica, dare più forza per esempio di sostegno pedagogico a tutto il lavoro quotidiano degli insegnanti che è straordinariamente di valore perché c'è un livello di eterogeneità delle classi elevatissimo oggi, quindi bambini stranieri, bambini ovviamente protetti dalla legge 104 e 170, ma anche molto disagio sociale che va aiutato. La scuola fa un lavoro straordinario.
e quindi rinforzare questa parte dell'autonomia scolastica per dare sostegno proprio agli insegnanti, ma anche sostenere le scuole paritarie, e Noi Moderati lo sta facendo in maniera anche sostanziosa. È fondamentale per noi una pluralità educativa e didattica, perché nutre il sistema culturale, quindi la scuola pubblica ha un valore estremo, molto importante, ma anche la scuola paritaria, anche le scuole diciamo private che stanno nascendo. Il Veneto è la seconda regione in Italia con più scuole diciamo private, e quindi è importante anche aiutare, e specialmente il bambino con disabilità, dare l'opportunità che venga sostenuto dallo Stato, perché non in tutte le scuole questo accade, cioè il bambino con disabilità non può entrare a volte per mancanza proprio di fondi, di sostegno, nelle scuole anche private o paritarie. Nel candidato Stefani, Noi Moderati cosa ha trovato in particolare? Moltissimi punti di convergenza. Innanzitutto le dico la modalità comunicativa, la modalità, l'approccio relazionale è molto vicino al nostro sentire. Il rispetto dello spazio peripersonale e del linguaggio controllato, della parola giusta, non sbraitata, non urlata. Questo è uno dei punti focali, e poi anche questa attenzione diciamo, trasversale alla parte diciamo, di sostenibilità. A noi sta molto a cuore questo elemento della sostenibilità e della sicurezza dei territori, e nel programma del candidato viene toccato in maniera trasversale, quindi questo è un punto, per me è un valore aggiunto molto importante. Noi abbiamo come Moderati voluto il ripristino della festa del patrono di San Francesco. San Francesco era un ecologista, cioè amava il sole, la terra, le stelle, e ci ha proprio chiesto di essere fratelli con questi elementi della natura. Il Veneto ha molto, diciamo, anche sfruttato il territorio negli anni passati, e ne vediamo anche le conseguenze adesso sui territori. Forse dobbiamo proprio guardare ed essere anche noi un po' più virtuosi, anche il centrodestra deve essere un po' più virtuoso, ed è iniziata l'era, speriamo che arrivi quest'era nuova, che anche Stefani si augura, mi auguro. Questi appunto, ha già citato diversi punti del vostro programma, anche l'ambiente stesso, appunto questo tipo di... Ci tengo molto a sottolineare la sicurezza idrogeologica. Padova soffre negli ultimi anni per questa gestione delle acque meteoriche, ed è necessario intervenire. Noi Moderati ha portato questa istanza al Presidente del rischio idrogeologico a Roma, invitandolo proprio ad un sopralluogo, l'onorevole Bicchielli. Spero questa cosa accada. Però vorrebbe buttare il cuore oltre l'ostacolo, fare una proposta un po' più azzardata, ma non è nuova, è una riattualizzazione del fluvio marittimo, e quindi riprendere in mano quella visione delle idrovie che toccano ovviamente i canali interni, e pensarla non solo in senso di sicurezza, che garantirebbe una sicurezza per il territorio, ma anche in una visione che guarda anche all'indotto, che guarda all'ambiente, al ridurre magari il traffico su gomma. Ecco, ci sono una serie di proposte che sono state fatte all'interno del gruppo nostro, sono molto valide e potrebbero veramente aiutare anche una visione futura, ecco, del Veneto. Nei 3 minuti circa che mancano alla fine della nostra chiacchierata, le chiedo, lei sarà capolista per Noi Moderati? No, non sono capolista, ho lasciato la porta aperta a questo signore meraviglioso che è Andrea Ronco, credo sia un collega vostro. Si dica. E che... Con chi lavora per qui, così specifica meglio, farà subito venire in mente chi è Andrea Ronco. Del Veneto imbruttito. Sì, scusate, sì, il Veneto imbruttito. Ecco, io trovo che questo ragazzo molto schietto e molto semplice abbia presa con la gente, perché entra nelle pieghe della quotidianità e degli eventi di tutti i giorni. E quindi mi permetta di definirla una sorta di tirambo propiziatorio, affinché veramente il Veneto non si imbruttisca. La trovo una finestra di coscienza che potrebbe, che entra nelle nostre case, e quindi io ho aperto la porta, la lista ha aperto la porta, Noi Moderati ha aperto la porta. Che Veneto dovrà essere il primo Veneto dopo Zaia, definiamolo così?
cambia molto, diciamo, alla Direi guida. che è un passato importante, il Presidente ha fatto delle cose straordinarie, adesso c'è questa visione, io lo trovo un mix straordinario perché c'è cultura, e quindi probabilmente promuoverà questo aspetto, c'è cultura, c'è sensibilità, c'è postura e c'è anche arte, perché so che dipinge. Quindi per noi è anche importante l'arte, anche per la sottoscritta, visto che... Ulteriore sì. spunto quindi particolare. spero sia un Veneto veramente che miri alla bellezza, e a riprendere in mano le bellezze che sono state perdute in qualche modo, specialmente quelle della terra. Ecco, nel minuto che manca è lo spazio sostanzialmente per un appello. L'appello può anche essere quello della condivisione dei nomi, oppure di altri messaggi particolari che potrebbe dare direttamente. Sì, allora è una lista composita molto bella, diciamo eterogenea, sia per età che per diciamo, origine, perché siamo un gruppo importante di noi moderati, ma poi ci sono i civici, per noi anche il civismo è una cosa veramente importante, e poi c'è la corrente di Libertà Popolare Veneto, che in questa fusione abbiamo cercato di mettere insieme, cioè quello che ci lega sono i temi proprio del migliorare la qualità della vita delle persone, avere consapevolezza ed etica. Ecco, ci sta a cuore molto l'etica in tutto questo. Nel centro del centrodestra, come l'ha definito. Nel centro del centrodestra. Grazie dunque a Caterina Samugaro, per noi moderati. Grazie per essere stata con noi. Grazie molto a lei, grazie. E grazie a voi per averci seguito. Appuntamento alla prossima edizione di Stato in Punto. Arrivederci.